Dire al mondo che Palazzo Ducale sarà chiuso equivale alla dichiarazione di resa, come dire che a Parigi il Louvre non aprirà. Dopo aver alimentato un vivace dibattito in città e aver attirato l'attenzione della stampa internazionale, la chiusura degli 11 musei civici veneziani, prolungata fino ad aprile, approda anche in Parlamento, attraverso un'interrogazione al Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, presentata dal deputato Dem Nicola Pellicani. Venezia è una città ferita, messa in ginocchio prima dall'acqua alta eccezionale e poi dall'emergenza Covid. L'economia cittadina è stata pressoché azzerata. In questo contesto il sindaco ha deciso di tenere i musei civici chiusi fino ad aprile 2021, non per ragioni legate alla diffusione dei contagi, la cui evoluzione è difficilmente prevedibile, ma per questioni di budget, nonostante la Fondazione Musei abbia beneficiato dallo Stato di un ristoro di circa 8 milioni, che le hanno consentito di mantenere i conti in ordine. L'economia cittadina, basata su una monocultura turistica, ha aggiunto Pellicani in aula, è ferma con danni incalcolabili che l'annuncio della proroga della chiusura dei musei non farà che alimentare, danneggiando l'immagine della città. Una decisione peraltro in contrasto con quanto accade ad altre importanti realtà pubbliche museali cittadine. Appena possibile, signor Presidente, riapriranno i musei statali, a Venezia apriranno le gallerie dell'Accademia, ma non Palazzo Ducale, nonostante sia un bene prezioso dello Stato gestito dal Comune in base a una convenzione che pone obblighi precisi che pare che il Comune non abbia rispettato. Bisogna perciò raccogliere gli appelli della comunità Concluda. internazionale per riaprire appena possibile i musei civici.